Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. A Villa Abate al cimitero non c'è spazio e ci sono 220 bare insepolte. Il sindaco per carenze igienico-sanitarie ha deciso di chiudere il Camposanto, si cercano soluzioni. Gela, droga a basso costo e troppe armi in mano anche a giovanissimi che riescono a reperirle facilmente. Cresce l'allarme per i tanti casi di violenza. Spari nella notte a Catania in via Garibaldi, colpita con diversi colpi di pistola la sala cinesca di un centro estetico. Poco prima altri spari in via Calabrò. Per gli inquirenti i due episodi sono collegati. Il sindaco di Valverde nel Catanese è ancora scosso per il pugno ricevuto da un consigliere d'opposizione. L'aggressore si scusa ma spiega, nulla a che vedere con la politica. Studenti alle prese con gli esami di riparazione in aule infuocate. In Sicilia tra i banchi si tornerà il 15 settembre, ma c'è chi avanza l'idea di far slittare ad ottobre l'inizio delle lezioni. Migranti, la Ocean Viking è arrivata al porto di Augusta dopo gli spari da parte dei libici. L'UE chiede chiarimenti alla Libia, indagini in corso. Umberto Tozzi saluta i fan di Agrigento con il suo L'ultima notte rosa, con cui dice addio al palcoscenico. Calciomercato, a Catania il DS Pastore prepara il doppio colpo, Caturano-Buglio. La squadra rossa-azzurra da oggi torna in campo per preparare la sfida di Cava, dove da Ausilio vuole essere ancora protagonista. Esordio amaro per il Siracusa, la Salernitana passa con il minimo sforzo. Bentrovati. A Villa Abate, alle porte di Palermo, il cimitero del paese è chiuso da giorni. Ci sono 220 bare insepolte e per carenze igienico-sanitarie il sindaco ha deciso di chiudere il Camposanto. Una vicenda che ci riporta alla memoria quanto avvenuto al cimitero dei Rotoli a Palermo. Marco Gullà. Da alcuni giorni il cimitero di Villa Abate, centro alle porte di Palermo, è chiuso. Oltre 200 bare aspettano infatti di essere tumulate e stanno creando dei problemi sanitari, anche a causa del forte caldo. Da qui la decisione del sindaco Gaetano dichiara di chiudere al pubblico il Camposanto. Il cimitero di Villa Abate è chiuso da qualche giorno, come appunto abbiamo visto, disagi soprattutto per i tanti utenti, i tanti cittadini che arrivano qui e ovviamente trovano il cancello chiuso, come questa signora. E ho detto, per favore, gentilmente, se mi potevano fare entrare. Tanto non c'è nessuno, ci sono le telecamere, lei non può entrare. Anche tutte persone che hanno l'affetto ai figli. Marito, figli, nipote, che che sia. Non è giusto, non è onesto questo. Se ho pensato prima a fare qua. Alle spalle c'è un problema di mancanza di spazio per le nuove salme. L'amministrazione comunale di Villa Abate sta facendo comunque il possibile per riaprire il cimitero in tempi brevi. Già c'erano dei miasmi, degli odori nauseabondi che purtroppo all'interno del cimitero non tutelavano quella che è l'igiene pubblica. Quindi ho emanato subito un'ordinanza di chiusura proprio per recuperare i fondi per poter ricofanare e sanificare alcune bare al cimitero. E pensiamo che in settimane riapriremo nuovamente alla fruizione da parte di parenti e conoscenti del cimitero. Problema di spazi, ma anche il piano triennale delle opere pubbliche comunali non approvato, piano che prevede proprio lavori di ampliamento del cimitero. Ma al di là di tutto questo, a pagarne sono gli utenti, come questa signora, che ogni giorno si recava al Camposanto per salutare il marito. Droga a prezzi accessibili, armi facili da reperire anche da parte di giovanissimi. A Gela cresce l'allarme per una violenza diffusa che non è più solo mafia, ma un fenomeno sociale che inquieta la città. GR Italia. Fiumi di cocaina e crack, prezzi concorrenziali e una facilità disarmante nel procurarsi pistole e fucili. A Gela il mercato illegale non si limita più ai clan, si allarga e diventa quotidiano, un mix esplosivo che alimenta un nuovo allarme sociale. Non siamo negli anni 90, non c'è una guerra di mafia, ma le strade gelesi tornano a essere pericolose. Nelle operazioni più recenti gli inquirenti hanno raccontato di armi usate anche per discutibili questioni personali. A volte basta un like di troppo, un commento sui social e la lite diventa subito conflitto a fuoco.
Un fenomeno che travolge soprattutto i giovanissimi. I vecchi incendi d'auto, marchio di fabbrica dei contrasti locali, lasciano il posto alle pistole. Oggi si preferisce sparare e non sono solo pregiudicati a imbracciare le armi. La sparatoria del 16 agosto lo dimostra. Un ragazzo incensurato ha esploso colpi contro il padre del suo rivale in amore, dopo aver trovato un revolver in appena 2 ore. Sul fronte parallelo il consumo di cocaina e crack cresce senza distinzione di ceto sociale, un quadro totale che allarma la procura di Gela. Stiamo parlando di situazioni che sono estremamente pericolose, cioè ragazzini armati che per questioni assolutamente futili sparano per uccidere. Questa non può diventare una città in cui la gente per un parcheggio non rispettato, per una questione tra ragazzi, rischia la vita. E sto parlando non soltanto dei soggetti interessati ma anche dei passanti, perché poi questi fatti, come in passato a Gela, avvengono in luoghi frequentati pubblicamente e in orari in cui la gente c'è, quindi la gente è normale. Ma l'allarme, sottolinea il procuratore, non può restare solo nelle aule di giustizia. Serve un intervento corale che coinvolga scuole, famiglie, istituzioni e associazioni. Questa città non può dimenticare quella che è stata nel passato. Questa è una città che ha avuto 200 morti nel giro di pochissimi anni nella guerra di mafia. Fortunatamente non siamo in quel contesto, per una città che deve riflettere. Una città che intanto oggi si trova davanti a una sfida diversa: fermare una violenza che non nasce dalla mafia ma dal quotidiano. Spari nella notte a Catania, oltre 20 colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi in via Garibaldi all'angolo con via Transito contro la saracinesca di un centro estetico di Siria Saitta, figlia del boss detenuto Lorenzo Saitta e compagna di Giovanni Balsamo, che un anno fa è stato prelevato da alcuni finti poliziotti e sequestrato per diverse ore. Sempre ieri notte, qualche minuto prima, hanno esploso diversi colpi d'arma da fuoco in via Calabrò, in pieno San Cristoforo, proprio nelle abitazioni dove la coppia risulterebbe residente. I rilievi sono stati compiuti dalla Polizia Scientifica e dal personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Per gli inquirenti le 2 sparatorie sono collegate. E adesso andiamo avanti, andiamo a Valverde. Il sindaco Domenico Caggeggi, picchiato da un consigliere comunale, è ancora sotto shock per quanto accaduto. L'aggressore, Salvatore Raciti, si scusa e parla di gesto ingiustificabile, ma che non ha nulla a che fare, dice, con la politica. Luca Ciliberti. Valverde è una comunità scioccata. L'aggressione al sindaco Domenico Caggeggi da parte di un consigliere comunale di opposizione, Salvatore Raciti, avvenuto proprio sotto il comune, è ovviamente l'argomento del giorno in piazza. Il primo cittadino è ancora visibilmente frastornato. Noi che abitiamo in un paese ci conosciamo tutti, avere un pugno in faccia alle 7 di mattina e avere questa situazione da una persona che ho cresciuto è veramente triste. I fatti. Caggeggi ieri alle 7 del mattino incrocia Raciti sotto casa. Percependo la tensione e il nervosismo, il sindaco guida fino a sotto l'ingresso del comune. Sa che la piazza è videosorvegliata. Le telecamere controllate dai vigili urbani infatti hanno ripreso tutto. Il consigliere scende dalla sua auto, raggiunge quella di Caggeggi e gli sferra un pugno in faccia. Il video è adesso al vaglio della magistratura. Noi non ci salutavamo più, ci eravamo bloccati ai cellulari, l'ho bloccato. Io lo evitavo proprio per questo, sapeva perché era brava persona, però sai quando il cervello è pericoloso. Poi, ultimamente l'ho visto che era veramente... Tra i due i dissapori vanno avanti da più di un anno. Sembrerebbe che l'ostilità abbia travalicato i confini della politica. L'aggressore infatti è convinto che Caggeggi abbia ostacolato la sua attività imprenditoriale, l'unica agenzia di pompe funebri del paese. Dalla esasperazione ho fatto un gesto che purtroppo ho sbagliato e mi assumo le mie responsabilità e voglio chiedere pubblicamente scusa al sindaco. Ma voglio precisare che non è stato nulla di fatto che politico, ma è stato solo questione personale. Il sindaco ha formalizzato la denuncia ai carabinieri della vicina San Gregorio. Adesso sarà la procura di Catania a fare chiarezza. C'è stato un grave incidente questa mattina a Palermo. Una donna di 65 anni è stata travolta e uccisa da un centauro che viaggiava a bordo di un grosso scooter. L'impatto è avvenuto all'altezza della Marsa, al lungomare Cristoforo Colombo. Il motociclista è stato trasportato in gravi condizioni a Villa Sofia. E c'è stato un altro incidente mortale all'alba sulla provinciale Noto Pacino. A perdere la vita uno straniero a bordo di uno scooter. Secondo una prima ricostruzione si è trovato davanti un cane. Per evitarlo ha perso il controllo del mezzo.
Per la seconda volta in meno di un anno sparisce uno dei defibrillatori pubblici collocati a Gela per salvare vite. A largo San Biagio un uomo lo ha portato via sotto l'occhio delle telecamere, scatenando rabbia e preoccupazione. GR Italia. Ha aperto il vano che custodiva il defibrillatore, si è guardato attorno e lo ha preso come se fosse un oggetto qualsiasi. Poi con calma lo ha infilato in una busta e si è allontanato a piedi, tutto ripreso dalle videocamere di sorveglianza di largo San Biagio vicino al cimitero. Un gesto che colpisce e indigna perché quello strumento non è un semplice oggetto, è un presidio salvavita donato assieme ad altri 3 alla città da una società privata di Palermo e messo a disposizione di tutti per le emergenze. E non è nemmeno la prima volta. A settembre del 2024 lo stesso defibrillatore era stato rubato. Pochi mesi dopo, a novembre, era stato però ricollocato grazie alla donazione di un medico in una cerimonia pubblica a cui avevano preso parte anche il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore alla sanità Filippo Franzone. Oggi la storia si ripete lasciando di nuovo scoperta una delle aree più frequentate della città. Rubare un defibrillatore può essere un problema per chi domani potrebbe avere bisogno di un defibrillatore, perché il defibrillatore è un apparecchio salvavita e noi ne abbiamo necessità e bisogno in questa città e abbiamo necessità che i cittadini siano vigili a controllare le opere e le proprietà del comune. E l'assessore lancia anche un appello al ladro. Si è sempre in tempo a fare una buona azione, lo restituisca anche perché non gli servirà a nulla. Avere un defibrillatore a casa non serve a nulla, serve invece avere un defibrillatore in luogo pubblico perché c'è sempre qualche soccorritore che lo sa utilizzare e quindi si può salvare una vita. Un atto che non è solo vandalismo, ma un gesto che priva la comunità di uno strumento capace di fare la differenza tra la vita e la morte. La paziente di 74 anni colpita da infezione da virus West Nile, ricoverata all'ospedale Papardo di Messina, è ormai considerata fuori pericolo di vita. Attualmente è in fase di recupero e resterà sotto osservazione per un ciclo di riabilitazione. La donna ha spiegato ai medici di vivere in una zona particolarmente infestata da zanzare. Sull'Etna continua l'emissione di lava dalle 3 fratture che si sono aperte nei giorni scorsi, in diminuzione invece l'attività stromboliana nella zona sommitale del vulcano, dove è in corso una debole emissione di cenere lavica ma senza la nube vulcanica presente ieri sera. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'Osservatorio Etneo di Catania hanno abbassato l'avviso per il traffico aereo da rosso ad arancione. L'attuale fase eruttiva non coinvolge comunque la piena operatività dell'aeroporto di Catania. E adesso parliamo di esami di riparazione. Caldo nelle aule e ansia per migliaia di studenti alle prese con gli esami. Le aule roventi a fine e inizio anno scolastico sono oggetto di discussione tra gli attori della scuola. Alcuni vorrebbero che si tornasse tra i banchi ad ottobre. Veronica Barbarino. Mentre l'estate in Sicilia continua a infuocare l'isola, si avvicina il ritorno tra i banchi di scuola. L'avvio delle lezioni è fissato per il 15 settembre, ma la campanella di inizio ha suonato già per tutti quegli studenti alle prese con gli esami di riparazione. Oltre l'ansia per la temuta verifica, anche il caldo li ha messi alla prova. Ho recuperato inglese, si è sentito il caldo, però la concentrazione c'era lo stesso. Siamo riusciti a superarla. Ho sentito un po' di caldo all'inizio, ma era solamente l'ansia, nulla è paragonabile come quello di giugno. Ho recuperato inglese, è andata piuttosto bene, il caldo era sopportabile, peggio quello di giugno. Le aule roventi a fine e inizio anno scolastico sono oggetto di discussione tra gli attori della scuola. Noi per esempio non abbiamo tutte le aule condizionate, abbiamo climatizzato 6 aule nelle quali si tengono poi gli esami di Stato, perché veramente fare esami col caldo di giugno è davvero difficile. Non è fattibile modificare il calendario scolastico, concentrerebbe in maniera eccessiva una mole di attività che già adesso gravano in quelli che sono più o meno 200 o poco più giorni di scuola. Le alte temperature delle ultime estati mettono quindi a nudo le criticità del sistema scolastico, evidenziando la necessità di interventi mirati soprattutto al sud. Il Covid, incubo degli anni scorsi, circola ancora in Italia. Nei 3 mesi estivi sono triplicati i contagi. Gli esperti invitano alla prudenza, soprattutto per anziani e fragili. Il direttore di malattie infettive del Cannizzaro Jacobello dice ci sono 2 varianti, ma al momento non c'è nessun allarme. Tonino De Mana.
I contagi sono in progressivo aumento, ma nessun allarmismo. Il Covid continua a circolare in Italia, che passa da 200 casi di maggio agli oltre 750 di agosto, con l'occupazione dei posti letto che si aggira intorno all'1%. I numeri dell'Istituto Superiore di Sanità certificano quindi la presenza del coronavirus, che al momento si presenta in 2 varianti. Che sono Stratus e Limbus, che sono sotto l'osservazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Che tipo di varianti sono e che pericolosità hanno per l'uomo? Sono varianti che certamente nascono dalla combinazione di 2 lignaggi dei virus già presenti, quindi insomma il virus continua ad avere una capacità di trasformazione della proteina S sicuramente molto efficace. Questa capacità però non si abbina a un incremento di sintomi gravi, però certamente potrebbe avere, ma questo lo osserveremo casomai nei prossimi mesi, potrebbe avere una capacità di eludere il sistema immunitario. Ancora una volta nel periodo estivo si registra un incremento di contagi, perché presto detto. Che in qualche modo è anche favorito dal periodo estivo per certi versi, in quanto i rapporti di vicinanza delle persone sono sicuramente migliorati ma aumentati, e questo ovviamente comporta un incremento della diffusione del virus. Particolare attenzione, come sempre, va riservata ad anziani e fragili. Gli esperti invitano alla prudenza e all'opportunità di effettuare, magari in autunno, un richiamo vaccinale anche per l'influenza. È arrivata al porto di Augusta con gli 87 migranti salvati, la Ocean Viking, tra la gioia di essere arrivati sulla terraferma e lo shock in quanto su quanto vissuto a bordo. Lo ricordiamo, dei libici hanno sparato contro la Ocean Viking, e su questo avvenimento l'Unione Europea sta indagando e sta chiedendo informazioni e delucidazioni alla Libia. Sentiamo Francesco Aloi. Hanno dovuto attendere lunedì sera per mettere piede sulla terraferma. Gli 87 migranti, quasi tutti del Sudan, salvati dalla Ocean Viking in acque internazionali, sono arrivati ad Augusta, dopo che il Viminale ha cambiato per 2 volte il porto di sbarco. Durante il viaggio il panico. La nave della ONG SOS Mediterranee è stata bersagliata dalla guardia costiera libica. Più di 20 minuti di terrore che non hanno risparmiato nemmeno i 21 minori a bordo, ma gli spari per fortuna non hanno ferito nessuno. Per fortuna nessuno è stato ferito, ma ci sono gravi danni alle strumentazioni sia di soccorso che di navigazione. Chiediamo che tutto questo venga fermato, che ci sia innanzitutto giustizia per il tentato omicidio del nostro personale e delle 87 persone che per fortuna adesso sono tutte sane e salve. L'ONG chiede lo stop ad ogni rapporto tra Europa e Libia. Il mezzo con cui è stato compiuto questo attacco gravissimo è proprio uno di quelli donati dal governo italiano nel 2023. Chiediamo dunque che venga avviata un'indagine immediata, trasparente e indipendente. La macchina investigativa è al lavoro, con i primi rilievi della scientifica già effettuati a bordo della nave. Fermo amministrativo per la ONG Mediterranea. Sabato aveva disobbedito all'ordine di sbarcare i 10 migranti soccorsi nel Mediterraneo a Genova. Il fermo amministrativo, cioè il divieto per la nave di lasciare il porto, è stato imposto sulla base del codice di condotta. Laura Spanò. Avevano scelto di disobbedire e di virare verso Trapani con il loro carico umano invece che il porto assegnato di Genova. Da lunedì la nave della ONG Mediterranea, con un provvedimento firmato da Polizia, Guardia di Finanza e Guardia Costiera, è stata fermata a Trapani. Il fermo amministrativo è avvenuto in applicazione al decreto Piantedosi. Il codice di condotta prevede che le navi delle ONG si dirigano senza ritardo verso il porto assegnato loro dopo un'operazione di soccorso, e se non lo fanno possono subire multe nei casi giudicati più gravi il fermo amministrativo. La nave sabato scorso, dopo aver soccorso 10 persone disattendendo le disposizioni delle autorità italiane sul porto di sbarco, era arrivata infatti a Trapani in serata. Non si conosce ancora la durata esatta del fermo, perché questa verrà decisa dal prefetto di Trapani. Per la ONG si tratta di un provvedimento osceno. Gli
Il governo blocca in porto una nave che sarebbe pronta a partire per continuare la sua attività di soccorso, dicono dalla ONG, attività necessaria visto il tragico bilancio dei naufragi delle scorse settimane a sud di Lampedusa. Si vendicano e ci colpiscono perché abbiamo salvato da morte certa 10 ragazzi e li abbiamo sbarcati nel più vicino luogo sicuro affinché fossero curati. Intanto per mercoledì alle 19 è stato indetto un sit-in di movimenti, associazioni e partiti a favore della Mediterranea Saving Humans per chiedere la liberazione e la tutela del diritto fondamentale al soccorso in mare. Adesso una breve pausa, tra poco. Dopo il nostro servizio denuncia, nelle prossime ore a Catania scatterà la bonifica in via Calliope. In mattinata c'è stato un primo sopralluogo. La priorità sarà quella di rimuovere innanzitutto l'Ethernet e i pneumatici. Tonino De Mano. Scatterà nelle prossime ore la bonifica di via Calliope, sepolta da tonnellate di spazzatura che gli indomiti incivili scaricano senza sosta e senza ritegno, vanificando ogni sforzo dell'amministrazione comunale. Dopo il nostro servizio denuncia non si è fatta attendere la risposta dell'assessorato all'ecologia e di Gema, che di buon mattino hanno effettuato un primo sopralluogo per organizzare le modalità di intervento, tenendo presente che tra le montagne di spazzatura ci sono anche grossi quantitativi di Ethernet. Di sicuro in via Calliope bisognerà cambiare passo. Il sindaco è in prima linea per risolvere questo problema dei rifiuti. Abbiamo fatto tanto grazie anche alle vostre segnalazioni, quelle dei cittadini e i servizi giornalistici puntuali. Dovremmo certamente assumere delle iniziative, capire cosa fare in questa zona. Nelle prossime ore ci saranno degli interventi, però vediamo tanti mobili, tanti copertoni, perché non utilizzare le isole ecologiche? Invitiamo tutti i cittadini a conferire gli ingombranti, gli altri rifiuti, escluso appunto l'organico, nelle isole ecologiche fisse. Oggi ne abbiamo presenti 5 in città e in quelle itineranti che partiranno i primi giorni di settembre nelle varie piazze della città. Una volta completata la bonifica, l'ultima risale all'ottobre 2024, sarà necessario studiare soluzioni e prendere in considerazione anche l'ipotesi della chiusura della strada, che però, a differenza di via Ungaretti, dovrà essere valutata da più enti. Parliamo di musica, un concerto indimenticabile ad Agrigento. Umberto Tozzi ha regalato l'ultima notte rosa della sua carriera. Davide Sardo. Un'ovazione travolgente ha accolto Umberto Tozzi alla Live Arena dello Sport Village di Agrigento. L'ultima notte rosa, The Final Tour, così si chiama la straordinaria tournée mondiale con cui l'artista saluta il pubblico e dice addio ai palcoscenici. 50 anni di carriera, oltre 80 milioni di dischi venduti e più di 2000 concerti, numeri che parlano da soli. Tozzi, icona della musica italiana, ha incantato generazioni intere portando i suoi successi nei templi della musica mondiale. Il cantautore torinese, creativo e carismatico, resterà nella storia per brani immortali come Ti amo, capace di restare in vetta alle classifiche per 7 mesi e vincere il Festival Bar del 1977. Un concerto indimenticabile. Agrigento ha salutato con emozione l'ultima notte rosa di Umberto Tozzi. Adesso una breve pausa e poi l'ampia pagina dedicata al calcio. A tra poco. Eccoci al calcio, il Catania lavora per acquistare Caturano e Buglio, la squadra intanto prepara la gara di Cava dove D'Ausilio vuole essere ancora protagonista. Il trequartista nel corso della trasmissione Corner di ieri sera ha detto tutti insieme possiamo vincere. Marco Carli.
Fra una settimana, per la gioia degli allenatori, il mercato avrà già chiuso i battenti, ma adesso, per fare felice Toscano, Pastore lavora per portare 2 colpi. I ruoli li sappiamo e tutto sommato anche i nomi. In attacco, Caturano, una garanzia per la Serie C che vuole Catania, e il club punta a portarlo in rossazzurro prima del match con la Cavese. È pronto, anche segnato nell'ultimo turno facendo vincere il Potenza. Gori resta di sfondo come alternativa, mentre Leonardi viene visto come l'investimento per il futuro. Lui, catanese, con la motivazione di fare bene. A centrocampo, l'uomo su cui si punta è Buglio, con Quaini che potrebbe andare alla Juve Stabia. Servono poi le cessioni. Dopo Marsura c'è D'Andrea e forse qualche altro non considerato centrale nel progetto. Un reparto più che completo è quello dei giocatori che agiscono dietro la punta, come D'Ausilio. Si è presentato con un gran gol alla prima di campionato, è stato nostro ospite a corner. Insieme si esce, anche con la piazza, se stiamo insieme possiamo fare grandi cose. Noi dobbiamo pensare solo a mettere del nostro in campo e correre verso il nostro obiettivo. Toscano guarda al mercato, ma soprattutto a preparare la sua squadra per la Cavese. Noi dobbiamo pensare partita per partita, ora c'è la Cavese e il mister prepara al meglio la partita, quindi bisogna stare attenti perché giochiamo in casa loro. Siracusa impreciso, la Salernitana passa con il minimo sforzo grazie al rigore di Zernovic. Marco Petrolito. Esordio amaro per il Siracusa, che esce a testa alta e con un certo rammarico dalla Rechi di Salerno dopo aver disputato una gara molto attenta e creato diverse occasioni da gol. L'1-0 finale per i campani porta la firma di Knezovic, che al 34esimo su rigore decide una partita che gli aretusei avrebbero meritato di pareggiare. Le occasioni migliori per la squadra di Turati sono di Puzzone, che al 13esimo calcia al lato della porta difesa da Antonio Donnarumma, e dopo il gol della Salernitana quella di Limonelli, che prova per 2 volte a trovare la via della rete al 39esimo e al 44esimo senza riuscire ad essere preciso. Salernitana che grazie agli innesti di mister Raffaele torna a rendersi pericoloso a metà ripresa, sfiorando il raddoppio al 68esimo con Capomaggio, ma che nel finale tra il 75esimo ed il 76esimo rischia grosso per altre 2 volte e si salva grazie all'imprecisione di Di Paolo e di Job, che mandano al lato da ottima posizione. Da segnalare infine l'espulsione di Limonelli, con i campani che nel lungo recupero concesso dal direttore Rigara riescono a gestire e a conquistare i 3 punti nonostante una prova non del tutto convincente. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.